È un provvedimento ingiusto, un provvedimento che ha come unico obiettivo quello di provare a fermare chi salva vite in mare. Così il veneziano Beppe Caccia, componente dell'equipaggio della missione mediterranea, ha commentato oggi pomeriggio da Lampedusa il sequestro della nave Mare Jonio. Un sequestro che, come riferisce Caccia, è stato notificato all'equipaggio alle 20:45 di ieri sera, dopo che la nave, giovedì pomeriggio, aveva salvato 30 persone in difficoltà in mare, tra cui anche 2 donne incinte e una bimba di appena 2 anni. In un paese dove dovrebbe vigere lo Stato di diritto è la magistratura che decide sequestri e atti giudiziari, non certo una forza di polizia sulla base delle richieste del governo. Caccia rivendica l'assoluta correttezza delle azioni operate dalla Mare Jonio. Questo nuovo sequestro preventivo per la Mare Jonio rappresenta tutt'altro che un passo da Dio. La nostra unica preoccupazione in questo momento è riuscire a tornare presto in mare. Ci sono centinaia di donne, bambini, uomini che stanno affrontando il mare a bordo di gommoni per fuggire dall'inferno della Libia. Caccia, infine, lancia un appello ai governi europei, chiedendo un'inversione di rotta totale per quanto riguarda le politiche sull'immigrazione. Iniziare a mettere in mare tante imbarcazioni delle marine militari e delle guardie costiere per una grande operazione di ricerca e salvataggio.